Allora, siamo con Francesca Zara al termine di questa battaglia con Roseto 78-73, una bellissima vittoria, forse anche la partita più bella giocata da Vicenza quest'anno per certi motivi. Sì, assolutamente, guarda, io devo iniziare facendo veramente i complimenti di cuore alle ragazze, perché sono state oggi incredibili, immense. Veniamo da 2 settimane molto difficili causa infortuni e ci siamo allenate comunque forte, e oggi hanno veramente dimostrato di avere un cuore, di avere una grinta, e che quando decidono di vincere tutte insieme riescono a farlo. È stata un'intensità pazzesca, veramente tanti complimenti a loro, contro una squadra che è molto fisica, che sta facendo un super campionato, quindi veramente tanta roba. Senti, la classifica è comunque ancora cortissima, ci siamo presi l'8° posto al momento, però insomma sono tutte lì che scalpitano dietro. E adesso sabato c'è una partita complicatissima, quella contro Mantova. Io ti chiedo che partita vuoi chiedere alle tue ragazze contro una corazzata come quella lombarda. Sì, che all'andata abbiamo battuto di 2 punti, ma sai, sono 3 partite molto ravvicinate, 2 delle quali per noi molto importanti, che abbiamo vinto. Dobbiamo pensare a recuperare intanto fisicamente, ripeto, abbiamo Pellegrini che è infortunata, Vitali che è appena rientrata e Cecili che non sta benissimo nonostante oggi abbia dato veramente tutto. Dobbiamo pensare a recuperare e mettere in campo l'atteggiamento quello di stasera, e poi vedremo come andrà.